Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi bisogna pulire. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garden, del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, soprattutto diciamo che è un gruppo in Face che stiamo rivitalizzando, siamo quasi a 960 iscritti e ogni giorno si aggiungono gente di buona volontà. Poi abbiamo il sito del capitano.altervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, basta che li raggiungete. Nel sito del capitano ci sono più di 20 fatti dal vostro Marietto Veneziano, già è partito nel 2015, il progetto era del 2013. E qui le persone hanno già scaricato più di 150.000 ebook, di cui praticamente la maggior parte sono di circuiti radionici, quadranti radiostesici con le istruzioni. In più abbiamo 4 ebook di chirurgia, lettura della mano, che vostro Marietto ha fatto per un approccio molto semplice. In totale sono stati dati dal Marietto Veneziano 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici. Abbiamo anche nella sezione shop il diagramma Marietto Veneziano dei servizi a pagamento. Bene, ritorniamo sul tema della pillola e praticamente quando una persona conosce un'altra persona, il suo vissuto, magari anche dopo i 30-40 anni, voi dovete sempre tenere presente che questa persona, partiamo dal presupposto che tutti sono stinchi di santo, però dovete sempre tenere presente che questa persona, anche se è sicuramente un stinco di santo, no? Però ha toccato magari anche solamente il carrello della spesa. Come vi ho spiegato tante volte Marietto, a me mi è capitato una volta di toccare un carrello della spesa e avermi preso una larva. Ad esempio, alcune persone, ho già raccontato in altre pillole, che passando sotto l'atrio, sotto la volta degli uffici, visto che c'era una guerra in corso, un genio gli è entrato direttamente mm, nel corpo. Infatti me l'ha proprio detto, guarda, ho visto una luce passare dallo stipite della porta a me. Io ho fatto finta di niente per non spaventare quella persona. Comunque il discorso è molto semplice. Quando una persona incontra e si approccia ad altre persone, soprattutto se si vuole instaurare o costruire un ambiente familiare o costruire un futuro insieme, chiaramente bisogna sempre partire dal presupposto che appena si incontrano bisogna dare una spazzolata, una pulizia profonda, per il semplice fatto che se no vi portate dentro anche magari problemi di qualsiasi tipo di natura vibrazionale che ha, tra virgolette, assimilato, accorpato, inglobato la persona nella vita prima che voi lo conosceste. Con i social poi le cose si moltiplicano, diventano sempre più importanti, perché per fare un esempio, fino al 1700 una persona nasceva in un villaggio e nel massimo del suo splendore conosceva 200 persone. Oggigiorno uno esce, va in un supermercato, ne incontra tantissimi, va sui social, ne incontra tantissimi e quindi capite che chiaramente se una persona a fine 1700-1800 incontrava 200 persone a dir tanto nella vita, in tutta la sua vita, perché praticamente non usciva mai dal suo villaggio, oggigiorno noi ci alziamo, usciamo di casa e incontriamo tantissime persone, quindi anche a livello vibrazionale c'è sempre una Macedonia. Quindi il vostro maretto cosa vi consiglia? Quando incontrate qualcuno o che magari volete costruire qualcosa, si parte sempre con una pulizia vibrazionale importante. E poi ci si protegge sempre perché non si sa mai, no? Si parte sempre dal presupposto che tutte le persone che incontriamo sono stinchi di santo. Purtroppo nel cammin facendo della strada magari qualche pecca esce e se si è beccato qualche pecca prima, no? Ho già spiegato ad esempio in altre pillole quando ad esempio una persona nella gioventù è andata con, sapete, quelle signore che lavorano e magari queste signore sono state, tra virgolette, invase, tra virgolette, fatturate e quindi di conseguenza si passa il genio da corpo a corpo e senza che voi magari ve ne accorgiate siete invasi o invaso, invasi
da entità che hanno poco a che fare con voi. Certo, voi mi direte il karma, questo è anche vero. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao.